Città metropolitana? No, grazie, tanto più se a guidarla, anche provvisoriamente, sarà il neocommissario prefettizio di Venezia Vittorio Zappalorto. A meno di 24 ore dal suo insediamento a Ca' Farsetti e dalle dichiarazioni del funzionario di governo favorevoli alla città metropolitana, il presidente del Veneto Luca Zaia è categorico. Ero e rimango contrario, niente di personale. Però i commissari devono fare i commissari, l'ordinaria amministrazione. Sentir dire che uno degli obiettivi è quello di avviare la città metropolitana vuol dire anche che questo è poco rispettoso della democrazia. Sono convinto che il governo debba intervenire, visto e considerato che la città metropolitana per noi è incostituzionale e qualora anche non lo fosse e prendesse avvio, è bene che sia comunque governata da persone che sono elette dal popolo e non nominate da qualcuno. Il primo affondo lo aveva assestato la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto. Ipotesi sbagliata, aveva detto la numero 1 di Ca' Corner, ente destinato a essere inglobato proprio nella città metropolitana. I veneziani verrebbero esautorati di ogni potere democratico a favore di questa nuova e inspiegabile figura, prosegue Zaia. Parole dure che aprono un solco tra regione e commissario, considerato che Zaia e Zappalorto nei prossimi mesi dovranno collaborare spesso per le decisioni su Venezia. Non c'è nessuno che è più convinto di me sulla bontà di questo strumento. Se capiterà nel 2015 che io sarò ancora qui, come potrebbe essere, è chiaro che mi assumerò le responsabilità del caso. Intanto è ufficiale la nomina del viceprefetto aggiunto Natalino Manno a subcommissario del comune veneziano. Affiancherà quindi Zappalorto, che oggi ha partecipato al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura per la gestione del prossimo grande evento cittadino, l'8 luglio, martedì, quando all'Arsenale arriverà il premier Renzi con altri capi di Stato e di governo europei per la Digital Week, aperta ad aziende, ricercatori e addetti ai lavori dell'ICT.